Le autovetture continuano ad essere nel mirino dei ladri. Dopo gli episodi che si sono registrati a metà dicembre ai danni di macchine parcheggiate a Romano Dezzelino e a San Giuseppe di Cassola, letteralmente sventrate dai malviventi, il tema torna di attualità con i furti dei catalizzatori delle marmitte. Un vero e proprio business, quello degli accessori d'auto che muove bande di ladri super specializzati. Negli ultimi giorni hanno agito a Rossano Veneto, vicino al municipio, e in via Cavico, ma hanno colpito anche nel Cittadellese. Con il flessibile tagliano la marmitta e rubano il catalizzatore. Rincresce sicuramente moltissimo venire a sapere di questi episodi. Io consiglio non tanto di andare in Facebook, anzi, anche se è naturalmente legittimo, ma di avvertire subito le forze dell'ordine, carabinieri, polizia e di fare denuncia e passare anche in comune per vedere se ci sono delle immagini delle nostre telecamere da poter utilizzare per poter identificare i delinquenti. Furti di accessori d'auto e non solo, perché nelle scorse ore è stata rubata una Skoda a Castello di Godego. Sui furti ai danni delle macchine continuano le indagini dei carabinieri.